Lo facciamo attraverso l'esperienza in corso di alcuni progetti europei che a diverso titolo vedono la Regione Veneto partecipante. Progetti che permettono di avvicinare e di conoscere meglio le potenzialità di questo ecosistema regionale, vedendolo in collegamento con i settori tradizionali, industriali, tradizionali, vedendolo in collegamento con la grande cultura industriale, vedendolo in collegamento con i piccoli centri urbani e con la necessità di sviluppare il più possibile le potenzialità imprenditoriali legate alla cultura e alla creatività. Questo ancora più necessario oggi in una fase di recovery successiva all'emergenza Covid-19. Dentro a questo contesto oggi organizziamo questo paio di ore insieme. L'agenda è molto ricca, ve la illustrerò successivamente. Lascio anzitutto la parola alla dottoressa Maria Teresa De Gregorio, dirigente della direzione che ho appena pronunciato, la quale avvierà ufficialmente i lavori. Grazie. Bene, grazie al dottor Sandrini, grazie Roberto e buongiorno a tutti. Innanzitutto è il piacere di riprendere i lavori, anche se in maniera così telematica, ma di incominciare a rimetterci al lavoro insieme nuovamente con uno spirito, diciamo, di rinnovato entusiasmo e soprattutto di rinnovato interesse verso queste tematiche. E quindi il fatto di ricominciare a confrontarci è sicuramente un segno di ripresa, no? In questo momento dove si parla tanto di ripresa, noi cominciamo concretamente a dare un segno. Credo che questo sia stato anche un po' la concretezza, sempre l'elemento che ha contraddistinto queste nostre diciamo così, ricerche e riflessioni nell'ambito delle imprese culturali e creative. E la concretezza che ha portato sicuramente a creare quanto l'espressione che ha usato Roberto Sandrini, l'ecosistema. In effetti mi piace molto questa espressione di concretezza, questa espressione di sistema, di rete, che la Regione insieme fondamentalmente come partner principale sicuramente la parte scientifica dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dello UAV dopo, ma l'insieme anche di tutta una serie di soggetti pubblici e privati che si sono riconosciuti in questa grande, diciamo così, avventura della messa a fuoco delle industrie culturali creative in Veneto, che ha portato ad una consapevolezza di una realtà veramente sconosciuta e quasi, diciamo così, ai primi avvii incredibile. Allora, innanzitutto io porto i saluti dell'assessore alla cultura Cristiano Corazzari, che come voi avete visto ha avuto il piacere di invitare a questo webinar e sarebbe stato veramente anche presente, solo che ci sono molti momenti, insomma, li stanno riprendendo un po' tutte le attività e anche lui si è trovato un po' così ad avere degli impegni che si sono sovrapposti. Diciamo che desidero sottolineare, ma insomma è ormai noto a tutti, come la Regione in questi anni si sia particolarmente dedicata a queste tematiche, andando ad investire anche dei fondi importanti per quanto riguarda i fondi europei POR-FESR, europei, cioè fondi misti Europa, governo e regione, come questi fondi comunitari POR-FESR, e anche quei fondi derivanti da alcune progettualità europee che hanno portato veramente la nostra regione, la nostra realtà, ad essere presa come esempio e studio sia a livello, diciamo, nazionale, con un interessamento anche da parte del MIBACT, e a livello europeo. Quindi l'occasione che oggi ci è stata data per presentare le attività, quindi il modello di cooperazione nell'ambito del progetto DIVA, che è un finanziamento
che è un progetto finanziato dal programma Italia-Slovenia, ci ha dato la possibilità di riflettere e di pensare, di fare diciamo così, una presentazione, una riflessione in un ambito un po' più ampio, mettendo insieme anche altri progetti, tra cui appunto DIVA, questo di cui stiamo parlando, insieme al progetto SMART, che è un altro progetto nato all'interno del programma Interreg Med, che ha sempre come presupposto il fatto di promuovere la collaborazione tra il settore culturale e i settori dell'economia più tradizionali, e andandoli a, in un certo senso, dialogare con altri due progetti che non vedono la regione direttamente coinvolta come partner, la regione intesa come, diciamo, ente istituzionale amministrativa, bensì però la regione come ente territoriale, come territorio. E quindi questi altri due progetti, che sono il progetto Inducci, che è il progetto che verrà presentato poi dalla Camera di Commercio di Padova, e il progetto Stimulart, che invece viene presentato dal Comune di Vittorio Veneto. In questo modo cosa ha voluto la regione testimoniare, soprattutto cosa ha voluto lanciare? Ha voluto rimarcare il proprio ruolo di coordinamento territoriale, quindi di una regione che è estremamente consapevole delle trasformazioni che stanno accadendo e che, cogliendo le proprie vocazioni, le vuole assolutamente rendere ad un livello molto più alto e più in rete in sistema. Diciamo che questo progetto ha dato molta soddisfazione, perché è riuscita veramente a mettere insieme questi due aspetti. Il progetto è praticamente quasi concluso e il suo più importante risultato è stato quello della sperimentazione del modello appunto di collaborazione, che ha dato il via a più di 40 progetti di co-creazione sviluppati all'interno di 7 nest, che sarebbero nest, cioè dei nidi creativi, dei luoghi dove avvenivano queste, diciamo così, contaminazioni, queste sperimentazioni di grande impatto creativo. E di questo ne parlerà dopo, in seguito, appunto, i colleghi amici di Ca' Foscari, partner, nonché il coordinatore scientifico del progetto. E gli altri due progetti, il progetto Inducci, vi parleranno poi in maniera più approfondita ovviamente chi gestisce, quindi la Camera di Commercio di Padova, e poi per quanto riguarda l'altro progetto il Comune di Vittorio Veneto. E comunque il progetto Inducci nasce dalla capitalizzazione di un'esperienza precedente della Camera di Commercio di Padova, il progetto Inducult 2.0. E già da allora la Regione Veneto era stata, diciamo, coinvolta proprio per la particolarità di questa tematica, ed è finanziato nell'ambito del programma Central Europe. Anche in questo caso un'area di collaborazione ancora diversa, che fa riferimento all'Europa continentale. E qui voi vedete la cartina e i partner segnati, quindi proprio un'area completamente diversa dalle altre due, e nelle quali appunto anche qui è molto presente questo tema, no? Legato proprio alla promozione e allo sviluppo delle industrie culturali creative, tendendo appunto al miglioramento per la promozione delle industrie culturali nell'ambito dell'economia locale. E infine il progetto Stimular, anch'esso supportato dal programma Central Europe, ma rivolto questa volta alle aree urbane di minore dimensione. Per il Veneto è coinvolto il Comune di Vittorio Veneto, e qui vedete quali sono i partner. È molto interessante così capire, valutare, vedere come lo schema di analisi e di sperimentazione concreta si ripeta anche nel caso di questo progetto, con una, diciamo così, proprio tipologia diversa, con una dimensione locale diversa, che permette di fare un'analisi territoriale in maniera più specifica, quasi cucite su un sistema territoriale di riferimento.
Comunque quest'ultima slide, e qui mi concludo perché la giornata è lunga e sicuramente interessante ogni intervento che verrà fatto, e qui concludo come nel proporre, diciamo così, questo schema, dove attorno al settore c'è l'interno, ovviamente il centro, che sono le industrie culturali e creative, e attorno questi elementi che ruotano, che sono appunto le connessioni con la piccola e media impresa tradizionale, l'importanza che viene data dalle specificità territoriali, quindi l'elemento del territorio come elemento identitario di vocazione e di connessioni, e il fatto che tutte partano dall'analisi di tale specificità su dei modelli prestabiliti e la concretezza di tutti questi progetti che danno vita a progetti di co-creazione vera e propria tra istituti, tra imprese culturali creative. Quindi il tema, nuovamente ricorre il tema della concretezza, che è, diciamo, la caratteristica che ha condotto e ha caratterizzato la progettualità che in questi ultimi anni come Regione del Veneto abbiamo proposto. Ecco, io qui concluderei ringraziando della vostra attenzione, darei nuovamente, poi avremo modo eventualmente insomma di interagire, di avere altri momenti se ne avremo il tempo per confrontarci, e ridarei la parola appunto a Roberto Sandrini che coordinerà i lavori seguenti. Grazie dell'attenzione. Grazie mille dottoressa De Gregorio, grazie per la sua introduzione che già ha messo a fuoco i 4 progetti su cui ci soffermeremo oggi. Premetto una nota tecnica. Chi avesse domande o chi avesse bisogno di chiarimenti è pregato di scriverli nella chat. Io e anche i relatori seguiremo le chat. Se ci sono domande direttamente collegate a uno degli interventi, alla fine di quell'intervento faremo la domanda. Se ci sono domande più generali le posticiperemo alla fine dell'evento. Vi prego anche di tenere chiusi i microfoni se non dovete parlare, per evitare rumori e disturbare chi sta parlando. L'agenda torna sui progetti che sono appena stati presentati, ma non abbiamo voluto fare una rassegna dei progetti. Abbiamo cercato di comporre questi 4 progetti come un puzzle nel tentativo di dare una lettura della situazione dell'ecosistema culturale e creativo della Regione Veneto. La prima domanda che ci siamo fatti è: ma come sono le industrie culturali e creative in Veneto? A questa prima domanda abbiamo ora 3 risposte. Una prima risposta che ci viene dal progetto DIVA attraverso l'analisi SWOT che metterà a fuoco le ombre e le opportunità di questo settore in regione, passando poi attraverso la mappatura per arrivare poi a mettere a fuoco la realtà dei piccoli centri. Lascio la parola al dottor Paolo Carlucci della Regione Veneto che presenterà i risultati dell'analisi SWOT condotti all'interno del progetto DIVA. Buongiorno a tutti e grazie Roberto, grazie alla dottoressa De Gregorio che mi ha preceduto. Prima di iniziare la presentazione dell'analisi SWOT condotta da Conform sul progetto DIVA, permettetemi di dirvi 2 parole in più sul progetto stesso, al quale ci teniamo davvero tanto. DIVA è nato con l'obiettivo di plasmare un ambiente di innovazione in cui potessero collegarsi i settori culturale e creativo da una parte e l'economia più tradizionale dall'altra. Quindi in questo modo creare nel campo della trasformazione digitale delle nuove tecnologie per nuove tipologie di comunità in cui le PMI emergessero e si sviluppassero con la loro capacità innovativa.
Quindi, come dire, siamo di fronte a un progetto che mira a creare delle connessioni tra industrie creative e culturali e PMI tradizionali, con l'obiettivo di favorire quindi le condizioni per l'implementazione di nuovi processi innovativi. L'intenzione di base è quella di migliorare la cooperazione transfrontaliera tra piattaforme di innovazione italiane e slovene, istituti di istruzione e piccole e medie imprese. Le attività di progetto sin dall'inizio hanno cercato di supportare lo sviluppo e l'implementazione di metodologie per facilitare e per incoraggiare la collaborazione tra artisti, tra organizzazioni creative, tra industrie creative e culturali e PMI tradizionali. Questa collaborazione di fatto sta favorendo, questo lo vediamo ogni giorno, sta favorendo l'integrazione del pensiero artistico nei processi di innovazione e consentirà ovviamente lo sviluppo di innovazioni tecnologiche, commerciali e sociali. Ecco, questo era un po' un contorno alla presentazione dell'analisi SWOT che è stata condotta su questo progetto. Un attimo condivido lo schermo così potete. Allora, dicevamo, l'analisi SWOT è stata condotta per conto della Regione del Veneto dalla società Conform sulla base di una metodologia studiata ed elaborata da Università Paolo, se IUAV di puoi metti Venezia. schermo intero, per favore. Sì, grazie mille. Ok, dovreste vederlo più grande. Ha come oggetto i due grandi aggregati delle industrie culturali e delle imprese tradizionali e ovviamente un'analisi SWOT, quindi è stato fatto un lavoro per provare a configurare opportunità, minacce, debolezze e forze di un ecosistema che è appunto l'ecosistema basato sull'interazione tra industrie culturali e creative e PMI tradizionali. La ricerca si è posta a tre obiettivi principali, quindi dotarsi di una base di conoscenza qualitativa per comprendere le dinamiche di funzionamento delle industrie creative e culturali da un lato e delle imprese tradizionali dall'altro, rafforzare la prospettiva della cross innovation e ancora identificare le condizioni che di fatto potessero favorire un rapporto e una collaborazione strategica tra industrie culturali creative e ancora imprese tradizionali. L'analisi è stata condotta sulla base di 5 blocchi di informazioni, analisi condotta attraverso delle interviste, interviste quindi strutturate su un elemento principale di anagrafica, su geografia e logistica delle aziende stesse coinvolte nella ricerca e nell'insieme delle interviste. Un terzo blocco di informazioni ha riguardato la rilevanza della ricerca e dell'innovazione all'interno delle strutture aziendali coinvolte nella ricerca. Si è poi provato a indagare, a capire quali erano gli elementi principali che potevano in qualche modo facilitare la collaborazione e la cross innovation all'interno sia delle PMI tradizionali sia di quelle creative, e ancora alla fine sono state poste alcune domande circa la sensibilità rispetto ai temi dell'art design, o del design thinking. Sono state mappate in tutto 35 realtà, 17 realtà appartenenti al settore delle industrie creative e culturali, quindi principalmente gallerie d'arte, comunicazione, arti visive, teatro, fabbricazione digitale, mostre, promozione culturale, 18 imprese tradizionali provenienti, come dire, da una complessità di settori che di fatto ha abbracciato tutto ciò che è presente sul territorio del Veneto, quindi chimica, occhialeria, elettrodomestici, informatica, arredo, grafica, agricoltura, quindi davvero abbiamo provato ad avere un'ampia gamma di imprese che potessero in qualche modo fornire delle risposte utili alla ricerca stessa. Le interviste, scusate, sono state condotte tra febbraio e maggio del 2020, ovviamente come potete immaginare sono state condotte quasi interamente online. Vediamo allora innanzitutto i risultati per le industrie creative e culturali. Qui potete vedere forze e opportunità. Quello che è venuto fuori all'inizio è che la maggior parte delle industrie creative e culturali sono costituite da giovani, quindi hanno delle strutture molto, molto dinamiche, delle strutture abbastanza piccole e di conseguenza però anche molto agili.
Questo però di fatto rappresenta anche una debolezza per queste imprese, e infatti avendo delle strutture giovani, piccole e agili, di conseguenza hanno una fragilità organizzativa che pone le stesse in una condizione di svantaggio rispetto ad altre aziende più strutturate. Ancora, tutte le industrie culturali e creative, o meglio, la maggior parte delle industrie culturali e creative sono localizzate nei centri storici nel territorio del Veneto, oppure all'interno di spazi rigenerati attraverso principalmente fondi pubblici, ma anche attraverso fondi privati. Chiaramente c'è un atteggiamento creativo inteso nel senso più stretto del termine, sono delle società molto aperte, nel senso che si trovano su un territorio e cercano di dialogare con il territorio, di dialogare con il tessuto sociale che abita il territorio. Sono depositarie di art and design thinking, che come dire, rappresentano i fattori essenziali per il buon esito e la buona riuscita di un progetto legato a un'industria creativa, a un'industria culturale. Ci sono delle debolezze abbastanza forti, nel senso che oltre alla fragilità organizzativa si è visto da tutte le interviste che ci sono strutture di insediamento molto molto precarie e non sempre attrezzate. I processi di innovazione non sono mai formalizzati, ma questo vedremo, e la stessa cosa si verifica con le industrie tradizionali, quindi con le PMI tradizionali del nostro territorio. Ci sono pochissimi canali di connessione con altre imprese e ovviamente questo è un po' la pecca della maggioranza delle industrie creative e culturali. C'è una visione abbastanza elitaria dell'arte e della cultura intesa nel senso più generico del termine. Ovviamente queste debolezze fanno sì che possano esserci però anche delle opportunità di sviluppo, delle opportunità di crescita. Qui abbiamo voluto inserire come primo elemento la possibilità di ricevere sostegno pubblico alla formazione imprenditoriale. E ancora l'importanza delle creatività nelle politiche di rigenerazione, la presenza di luoghi intermedi che di fatto facilitano le relazioni di queste industrie creative e culturali con le PMI tradizionali, e ovviamente in questo preciso momento storico si trovano un po' in una condizione in cui è possibile venire fuori da questo periodo di recessione con la cultura. Qui l'abbiamo messo tra virgolette, nel senso che intendevamo voler comunicare che appunto attraverso la cultura e attraverso quella che è l'attività core delle industrie culturali e creative è possibile uscire fuori da questo duro periodo. Ci sono ovviamente delle minacce che sono state presentate un po' da tutte le imprese coinvolte nelle interviste, e tutti ci hanno parlato della difficoltà di offrire un prodotto o un servizio richiesto dal mercato, quindi c'è un eccesso di frammentazione dell'offerta e che porta la domanda altrove. C'è difficoltà nel trasformare il proprio prodotto in servizi, e questo di conseguenza fa sì che le imprese tradizionali si rivolgano ancora altrove, quindi non c'è un forte interesse da parte di altre imprese nell'acquisto di servizi creati ad hoc da industrie creative e culturali. Un'altra minaccia è rappresentata dall'eccesso di imprenditorialità che può entrare all'interno delle industrie creative e culturali, e ovviamente questo eccesso di imprenditorialità può di fatto minacciare la spinta artistica e il forte carattere artistico di queste industrie, quindi normalizzarle, quindi far sì che il loro prodotto, il loro servizio offerto sia più vicino al prodotto e al servizio offerto dalle industrie tradizionali, dalle PMI tradizionali. Ancora, quello che è venuto fuori invece dalle interviste con le imprese tradizionali, ovviamente c'è uno spirito imprenditoriale più forte, per restare nel tema dell'imprenditorialità. Si tratta di PMI che sono nate grazie all'intraprendenza del soggetto che ha creato l'impresa stessa, quindi uno spirito imprenditoriale che stimola flessibilità nell'organizzazione. La maggior parte di queste PMI sono insediate in zone industriali, e quindi questo di fatto semplifica la logistica. C'è molta sperimentazione nelle PMI tradizionali, anche se si tratta di una sperimentazione abbastanza classica. E ultimo punto, ma non meno importante, tutte le PMI... 2 minuti, dopodiché Sì, ok. Sì, taglio velocissimo. Velocissimo.
Tutte le PMI intervistate hanno manifestato il loro interesse nei confronti delle industrie creative e culturali. Come per queste ultime c'è una governance non ben definita all'interno delle PMI tradizionali e non c'è una struttura importante che di fatto possa facilitare le relazioni e il lavoro all'interno delle PMI stesse. Ci sono delle minacce fortissime dall'esterno, rappresentate soprattutto dall'ottica di breve termine che rende cultura e creatività non prioritarie. C'è un focus eccessivo sull'evento a scapito della continuità e ancora c'è una produzione di mode manageriali che spostano l'attenzione dalla sostanza dell'impresa stessa al linguaggio. Arriviamo all'ultima slide, che è quella legata all'analisi SWOT delle possibilità di incontro tra industrie tradizionali e industrie creative e culturali. Abbiamo visto che spesso si tratta di organizzazioni molto molto simili tra di loro, nella maggior parte dei casi sono familiari, sono piccole, sono agili, sono flessibili, quindi si muovono con velocità sul territorio e sul terreno della produzione di beni e servizi, sono tutte radicate sia a livello territoriale che sociale, e tendono a utilizzare il tema della creatività come il link che può collegare le imprese stesse. Cercano di innovare sempre, i risultati non sempre sono gli stessi, però diciamo la pratica dell'innovazione, la pratica del voler creare e strutturare un processo innovativo all'interno della struttura aziendale è presente sia nelle une che nelle altre. Ci sono delle debolezze molto forti, nel senso che tra di loro non ci si conoscono queste imprese, ci sono degli stereotipi che di fatto rendono difficili e tesi a volte i rapporti, non si rendono conto di quanto le dinamiche di filiera possano facilitare i rapporti sia commerciali sia di produzione di beni e servizi, e ancora c'è una scarsità di ruoli di mediazione e catalizzazione, quindi non c'è collegamento. Lasciatemi chiudere con le opportunità che abbiamo visto nell'intervistare queste 35 imprese. Ci siamo resi conto sin da subito che la variabile artistica, la variabile culturale può essere utilizzata ovviamente dalle industrie creative e culturali, ma anche dalle industrie tradizionali per uscire da questo periodo di crisi. Chiaramente ci sarebbe bisogno di un supporto, di un finanziamento pubblico per affiancare l'innovazione, per affiancare il processo innovativo anche con fondi appunto non derivanti direttamente dalla struttura aziendale. È necessario che ci sia un rilancio internazionale delle nostre industrie creative e culturali, così come di quelle tradizionali, e che quindi si inizi a utilizzare dei nuovi linguaggi per uscire fuori dal mercato locale, e ancora è assolutamente necessario che si faccia avanti un welfare culturale di cui oggi ne sentiamo un po' parlare, ma di cui non vediamo ancora risultati concreti per le imprese sia tradizionali sia creative e culturali. Io mi fermo qui, ho sforato forse di un minuto. Grazie Paolo. Vi ringrazio tutti. Ti taglio io perché altrimenti non restiamo nei tempi. Grazie. Passiamo ai due relatori successivi che ci presenteranno il progetto Induci da due punti di vista. La mappatura quantitativa che è stata fatta dell'ecosistema culturale e creativo in Veneto, sarà il professor Fabrizio Panozzo, scusate, del Dipartimento di Management dell'Università di Ca' Foscari, e Andrea Galeotta, Project Manager del progetto Induci della Camera di Commercio di Padova. Lascio a loro la parola e vi prego di restare nei tempi che abbiamo concordato. Buon pomeriggio a tutti, sono Fabrizio Panozzo, Università Ca' Foscari. Sono qui, oltre che in veste di ricercatore, anche come collaboratore della Camera di Commercio, con la quale è stata stabilita tra il Dipartimento di Management e la Camera appunto una convenzione per portare avanti questo lavoro di ricerca e di mappatura, che è una parte complessiva del progetto Induci. Proseguirà poi il dottor Galeotta nella identificazione di quelli che sono anche i risultati in itinere, perché il progetto è cominciato da un po', è più o meno a metà dello suo svolgimento. In questa fase, come spesso accade, vedremo anche in altri casi, ci si impegna, l'abbiamo appena sentito per il progetto DIVA, ci si impegna a fare la fotografia dell'esistente.
In questo caso quindi ritorna il tema mappatura. La mappatura è fortemente legata, questo è importante sottolinearlo, non è un esercizio fine a se stesso. I manuali di politiche culturali ci dicono che non deve essere un esercizio fine a se stesso, ma deve essere sempre un esercizio collegato alle politiche che si fanno per un determinato ambito. In questo senso l'abbiamo intesa, quindi va letta questa mappatura all'interno di un complessivo lavoro di ricerca e poi anche di indicazione che il progetto sta facendo. Il progetto ha già elaborato un documento di analisi delle politiche per le industrie culturali e creative nel Veneto a partire dai primi segnali di un interesse nella nostra regione per le industrie culturali e creative, ed è importante sottolineare che i primi segnali sono dell'inizio del secolo, dei primi anni, perché sono del 2006-2007, quindi insomma nella nostra regione c'è già più di un decennio di interesse per le industrie culturali e creative. L'obiettivo finale, anche in virtù delle azioni pilota che poi verranno proposte, è quello di aggiornare il documento anche con delle indicazioni di policy future. La mappatura delle industrie culturali e creative che abbiamo fatto è una mappatura in progress, poi dirò anche perché appunto i dati che possono essere raccolti per perimetrare, per riempire anzi il contenitore industrie culturali e creative sono, da un lato possono essere standard, ma noi ci stiamo impegnando anche in un allargamento di queste basi di dati. Allora, quello che vi presenterò ovviamente non sarà il tutto quello che stiamo elaborando, ma farò una selezione fondata anche su una scelta di un modello, e qui cominciano anche le, come dire, opzioni metodologiche. Si sono accumulate negli anni, nell'ultimo quindicennio, una serie di proposte su come mappare le industrie culturali creative, che via via sono andate convergendo verso una sorta di convenzione di grandi aggregati, tipicamente 4, e molto spesso con nomi che si assomigliano all'interno di questo grande sistema delle industrie culturali creative, ognuno di questi aggregati popolato da tipi di industrie che si immagina siano simili, cioè che abbiano qualcosa in comune. Adesso non ho il tempo di chiarirvi che cosa hanno in comune, perché altrimenti userei tutti i minuti che ho a disposizione. Il modello che noi abbiamo adottato in questo caso è il modello di Trosby, un modello elaborato attorno al 2010, che è uno dei modelli più usati, con varie poi modificazioni, per rappresentare questo universo. Allora, che cosa ci dice il modello di Trosby? Innanzitutto ci fa quello che ho detto prima, ci fa una classica ripartizione in 4, a volte sono di più, i primi modelli ne identificavano anche 10 di queste categorie. Il modello di Trosby fa una scelta, e fa una scelta che immagino molti di voi conosceranno se siete qua, che va dal nucleo artistico, che è la parte centrale, quella nella quale sono presenti le arti, quindi la cultura, se vogliamo, così come la immaginiamo tradizionalmente, cioè la letteratura, la musica, lo spettacolo dal vivo, le arti visive, il teatro, quindi con la presenza degli artisti. Ha poi le industrie culturali, dove troviamo i musei, i beni culturali, le gallerie, le biblioteche, la fotografia, questa è una cosa su cui riflettere, e le attività creative, per arrivare poi, salto industrie creative, per arrivare anche ad una fascia di servizi complementari nei quali troviamo ancora tracce di creatività, però troviamo anche delle aziende che, contrariamente al nucleo artistico, sono tipicamente e necessariamente immerse nel mercato, cioè offrono servizi ad alta intensità creativa, ma non sono finanziate dal settore pubblico, si guadagnano da vivere e si guadagnano reputazione vendendo servizi sul mercato. Quindi troviamo la comunicazione, la pubblicità, l'arredamento, l'architettura, il design, tutta la dimensione digitale e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Detto questo, noi abbiamo lavorato così, abbiamo lavorato come anche in Europa si lavora in questo campo, cioè siamo partiti da una base di dati statistici. La base di dati che conosciamo, quella che usiamo più spesso, è quella dei codici Ateco. I codici Ateco sono, anche qui immagino li conoscerete tutti, sono quegli identificativi industriali che
spacchettano e spezzettano le industrie di ogni tipo in maniera tale poi da poter condurre analisi di questo tipo. E a quanto ci costa per la prima volta noi mettiamo assieme questo numero. Allora, mettendo assieme, e usiamo anche un perimetro molto largo, nel senso che abbiamo inserito rispetto ad altre mappature lievemente, senza creare grandi trasformazioni, ma abbiamo inserito anche delle categorizzazioni dei codici Ateco che secondo noi dovevano stare dentro, ad esempio le librerie. Non avevamo trovato le librerie dentro alle classificazioni canoniche. Si arriva a questo numero che finalmente possiamo anche pronunciare in Veneto. In Veneto abbiamo 13.926 per l'esattezza a dicembre 2019, abbiamo circa 14.000 imprese culturali e creative, utilizzando i codici Ateco. Allora anche qui notazione metodologica fondamentale, questo significa che stiamo mappando quelle industrie culturali e creative che nella stragrande maggioranza dei casi, salvo rarissime eccezioni, sono imprese. Quindi sono quelle realtà organizzative che hanno scelto la forma imprenditoriale tendenzialmente orientata al profitto. Quindi sono tutte quelle organizzazioni che della cultura e della creatività fanno lavoro imprenditoriale. Non troviamo il settore pubblico, non troviamo il settore non profit, non troviamo il settore associativo. Questo vi dice già qualcosa sui numeri, no? Voi lo vedete questa dimensione crescente, no? Io mi soffermerò poi su due di questi ambiti che sono proprio l'alfa e l'omega. Il nucleo artistico ha numeri molto bassi rispetto ai 10.000 dei settori complementari. Quindi la stragrande maggioranza di quello che chiamiamo industrie culturali e creative nella nostra regione sono fatte, poi ritorno su questo, sono fatte da settori complementari. I settori complementari, come abbiamo visto prima, hanno al loro interno tutte quelle attività professionali, no? Prendiamo la figura dell'architetto, la figura del designer, la figura del grafico, la figura dell'informatico. Ecco, tutte queste figure che sono state statisticamente ricomprese nelle industrie culturali creative anche in virtù di lavori accademici che negli ultimi 20 anni ci hanno detto che anche quello è un mondo della creatività. Però voi vedete questo grafico impressiona un po', no? Perché immaginiamo che dentro alle industrie creative ci siano soprattutto produzione d'arte e di cultura. In realtà dentro a quello che consideriamo industrie creative c'è molto di attività di servizio che certo ha un legame con la produzione culturale e creativa, ma non sta sicuramente al centro. Aggiungo un aspetto, vi faccio vedere questa cosa che è in progress. Questa è una mappa montata in rete, quindi posizionata in un sito in rete che stiamo completando, che metteremo a disposizione quanto prima perché la stiamo completando, che darà la possibilità di navigare in Veneto e vedere, quei numeri sono i numeri veri, quindi quei cerchi rappresentano anche la distribuzione territoriale. Zoomando su quei cerchi sarà possibile anche accedere alla georeferenziazione, quindi andare a vedere un po' più precisamente dove stanno e cosa fanno e anche come sono fatte le economie culturali e creative delle città del Veneto, ma anche del territorio distribuito, per cui magari si vedono già alcune delle conferme di quello che diceva Paolo Carlucci prima dal punto di vista della distribuzione territoriale. Appunto questa è la distribuzione, la torta insomma dei settori. Dove sono distribuite? Qui faccio una selezione, noi qui abbiamo ovviamente molti grafici perché questa quantità di andare verso la conclusione. Ok? Abbiamo molti grafici perché la quantità di dati è significativa, ne ho scelti alcuni. Allora, una distribuzione territoriale dove vediamo che dal punto di vista dell'insieme delle industrie culturali creative abbiamo una lieve dominanza delle province di Padova e di Verona. Tengono molto bene anche le province di Treviso, Vicenza e Venezia, con una incidenza decisamente invece più modesta nelle aree montane e della provincia di Belluno e di Rovigo. Facciamo una zoomata dentro al nucleo artistico. Allora, dentro al nucleo artistico che cosa troviamo? Che dentro a quelle 700 e qualcosa aziende
il 16% fa teatro, il 7% fa formazione culturale, l'8% organizza corsi di danza e un 17% si occupa d'arte e letteratura. Notate quel 40% è fatto di supporto allo spettacolo dal vivo, quindi quel 40% è fatto da aziende che sì, stanno nel nucleo artistico, lavorano molto vicino agli artisti, ma non sono gli artisti, sono gli organizzatori, che si occupano di mettere assieme lo spettacolo, sono gli agenti, sono appunto quelle figure che sono assolutamente necessarie per il nucleo artistico, tanto da farne parte, che vengono qualificati anche dal punto di vista della Tecco come nucleo artistico, però hanno un compito essenzialmente tecnico. Nei settori complementari, e vado verso la conclusione, che cosa troviamo? Troviamo una preponderante presenza del settore tecnologico, quindi troviamo l'information technology, troviamo una significativa presenza del design, servizi in generale all'impresa, significative presenze anche della comunicazione e del marketing e anche delle attività ricreative. Ad esempio qui dentro troviamo i Gardaland, quindi troviamo i parchi a tema dentro a questo settore. Due distribuzioni: qual è la provincia, se vogliamo, a mo' di curiosità, che ha la più alta intensità di aziende del nucleo artistico? È la provincia di Verona, seguita da Padova seguita da Venezia e da Padova. Le province invece che hanno una più forte intensità nei settori complementari, quindi quelli più tecnici, quelli più legati appunto a servizi offerti sul mercato, sono con una netta preponderanza in questo caso la provincia di Padova, seguita dalla provincia di Treviso e di Verona. E qui mi fermo, ci sarebbe molto altro da dire, ma passo la parola a Andrea Galeotta per il resto del racconto di Inducisiano. Grazie mille e passiamo velocemente al dottor Galeotta. Mi raccomando, perché stiamo viaggiando con già parecchi minuti di ritardo. Grazie. Eccomi qui. Dottor Galeotta dovrebbe condividere lo schermo intero e stiamo vedendo l'ultima slide in questo momento. Perfetto, buongiorno a tutti, un attimo soltanto. Perfetto. Vedete la presentazione? Allora, giusto una presentazione, una carrellata veloce, perché appunto, come diceva il dottor Sandrini, i tempi sono estremamente, diciamo, ridotti, ma giusto per farvi capire quello che andremo a fare con questo progetto Indussi. Un progetto che, come diceva il professor Panozzo, adesso è a metà del guado. Finora, diciamo, c'è stata la parte di concept, di elaborazione, di mappatura, adesso si passa alla parte operativa con le azioni pilota. Queste sono le 4 azioni pilota che andremo a testare in Regione del Veneto. Il primo è lo sportello Open Creative Innovation. È uno sportello che però in realtà sarà una rete di sportelli, come poi andremo a vedere. Un'altra azione pilota si dedicherà allo storytelling e al teatro d'impresa. La terza invece sarà rivolta alle scuole e all'arte digitale. E la quarta invece andrà a vedere come le imprese creative e culturali possono aiutare imprese tradizionali anche in questa fase, diciamo, del cosiddetto post-Covid. Lo sportello, come dicevo, in realtà sarà una rete di sportelli. Faremo un avviso pubblicato sul sito della Camera di Commercio, aperto a tutti gli enti pubblici o associazioni imprenditoriali disponibili a entrare in una rete di sportelli per poter supportare sia lo startup di nuove imprese creative che il matching tra diverse imprese culturali e creative. Come abbiamo visto prima, abbiamo imprese, ad esempio, nucleo artistico e imprese di supporto, come anche collaborazioni tra imprese creative e culturali e industrie tradizionali. Ci sarà quindi anche una call per stimolare nuove idee imprenditoriali in questo ambito e verrà messo in piedi un'attività di mentoring tra pari e un evento di matching. Storytelling e teatro d'impresa. Qui invece lavoreremo con il Teatro Stabile del Veneto. L'idea è quella di andare a fare delle esperienze
di come il teatro può diventare uno strumento appunto di storytelling proprio con aziende tradizionali. Anche qui le aziende saranno selezionate tramite un bando pubblicato sul sito della Camera di Commercio. L'arte digitale invece ci vedrà collaborare con un istituto d'arte per andare a vedere come i ragazzi, oltre alle classiche materie, diciamo, artistiche / plastiche, possono essere avvicinati all'ambito della cosiddetta digital art. Il progetto prevedeva l'esposizione alla Fiera Expo Scuola, speriamo vivamente che si riesca a fare anche questa seconda parte in fiera. Infine, vedete nella parte grigia quello che è il titolo dell'azione da piano di lavoro del progetto: imprese creative e culturali e welfare dei dipendenti. L'idea è quella di andare a capire come l'interior design in particolare può aiutare a ripensare ambienti di lavoro anche in questa fase dove viene richiesto da un lato il distanziamento e un ripensamento degli spazi, dall'altro anche la possibilità di ripensarli in modo da migliorare il welfare dei dipendenti. Come vedete sono azioni interessanti, azioni anche sfidanti e innovative, e per questo organizzeremo ai primi di luglio un apposito evento di presentazione. Per saperne di più io vi invito a rimanere in contatto con noi, in particolare iscrivetevi alla newsletter della Camera di Commercio oppure inviateci una mail all'indirizzo progetti@pd.camcom.it. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille dottor Galeotta, e ora passiamo velocemente alla presentazione del progetto Stimulart con la dottoressa Valentina Colleselli, che è la project manager del progetto per conto del Comune di Vittorio Veneto. Grazie Valentina, e ti lascio, mi raccomando, i tempi. Perfetto, allora condivido lo schermo, cercherò di essere velocissima. Lo vedete già, penso? Sì, perfetto, benissimo. Quindi una breve introduzione per dire che il progetto Stimulart, come diceva la dottoressa De Gregorio, è un progetto che riguarda una città di piccole e medie dimensioni, il comune di Vittorio Veneto, nell'ambito di un progetto Central Europe che unisce 5 città di dimensioni simili che vogliono sperimentare modelli innovativi di rigenerazione urbana e di rinascita dello sviluppo sociale e economico delle loro città, investendo sulle imprese culturali e creative. Quindi ci facciamo ambasciatori del Veneto in questo caso, perché il partner è il Comune di Vittorio Veneto insieme a BeClever, che è una piccola e media impresa innovativa di Vittorio Veneto che si trova all'interno del Fab Lab, quindi un incubatore di impresa Vittorio Veneto. Quindi non vi parliamo di tutte le attività del progetto, che ha una durata di 3 anni e prevede l'anno prossimo anche un'azione pilota con la creazione di un centro, diciamo, di incubazione di imprese culturali e creative, ma semplicemente ci confrontiamo qui sul tema della mappatura e quindi l'attività di mappatura che stiamo conducendo a livello locale, e in questo caso anche lanciando una proposta di confronto maggiore con il progetto Indussi, di cui abbiamo recepito oggi importanti informazioni. Quindi brevemente nell'ambito del progetto Stimulart stiamo conducendo un'analisi di mappatura delle CCI nel territorio di riferimento, che sono gli 11 comuni dell'area del Vittoriese, che sono 11 comuni che ruotano attorno all'area del comune di Vittorio Veneto, anche qui attraverso un'indagine statistica sulla base di codici Ateco in primis, e qui confermo quanto diceva il professor Panozzo sul fatto che c'è una certa flessibilità in queste mappature, perché al di là delle core, delle attività culturali e creative che tutti conosciamo, esistono poi dei settori con una fortissima componente di creatività che anche noi stiamo cercando di mappare.
così come anche attraverso indagine qualitativa e questionari i professionisti, quindi i creativi che escono dalla codificazione dei codici Ateco, nonché tutto il potenziale creativo rappresentato dall'associazionismo, che nei comuni di piccole dimensioni è un elemento importantissimo di coesione sociale. Quindi siamo partiti da una gap analysis che è stata sviluppata sul territorio sulla base di una metodologia fornita dall'Università di Ratisbona, quindi noi lavoriamo in collaborazione ovviamente con i nostri partner di progetto, sempre cercando di intercettare tutti gli elementi abilitanti del contesto in cui le imprese culturali e creative si muovono. Anche per noi è un work in progress, nel senso che sebbene la gap analysis sia già stata realizzata, così come la mappatura verrà condotta e realizzata entro giugno, auspichiamo che diventi un lavoro in continua evoluzione fino alla fine del progetto, e in questo senso siamo disponibili ad un confronto anche con gli enti regionali. Abbiamo quindi condotto questa mappatura grazie alla collaborazione con il CISET, il Centro Internazionale di Studio sull'Economia del Turismo di Ca' Foscari, e in particolare della direttrice, la dottoressa Mara Manente, e della dottoressa Erika Mingotto, e stiamo strutturando i risultati di questa indagine, che è partita da un set di codici Ateco molto ampio. Diciamo che l'obiettivo che ci poniamo, in questo momento non siamo in grado di fornirvi dei dati di restituzione che saranno disponibili, come vi dicevo, a fine mese, è quello di avere una stima del valore economico che questo settore produce nell'area, perché il nostro progetto, che fa capo all'unità delle attività produttive, vuole stimare qual è il potenziale del settore creativo per lo sviluppo dell'area dal punto di vista economico e della crescita delle competenze. Uno dei problemi che queste città di piccole dimensioni affrontano è il tema della fuga dei giovani e del ricambio generazionale, e questa è una sfida importante su cui il Comune di Vittorio Veneto vuole investire. L'attività, appunto, come vi dicevo, si focalizza sull'ambito locale. Un elemento molto interessante del progetto Central Europe è la possibilità invece di avere una comparazione tra mappature effettuate a livello locale, ma tra città, diciamo, europee che fanno parte del partenariato, e quindi anche studiare ed analizzare modelli di sviluppo implementati dalle altre città, si spera replicabili anche in un contesto come il nostro. Abbiamo diverse visite studio in programma e scambi in questo senso. Stiamo quindi cercando di combinare metodologie diverse. Credo che un obiettivo anche dell'incontro di oggi sia di armonizzare il più possibile i metodi di indagine per rendere comparabili i dati che emergono da queste analisi in vista dello sviluppo di nuove politiche per il settore culturale e creativo a livello regionale. E quindi di fornire in questo senso anche un set di dati utili non solo alla Regione, ma anche per altri comuni di piccole o medie dimensioni che possono, diciamo, beneficiare di questa attività che stiamo conducendo. Elementi, diciamo, critici che forse vengono riscontrati anche da altri colleghi sono la mancanza e frammentarietà dei dati e il fatto che non esista appunto un set di dati open fruibili per quanto riguarda progetti così localizzati. Quindi uno diciamo, degli obiettivi futuri potrebbe essere anche quello di riuscire a mettere a disposizione dei dati più disaggregati per quanto riguarda questo settore da poter analizzare per lo sviluppo di politiche locali. L'opportunità di un dialogo tra enti, come ho detto, è, diciamo, un obiettivo del nostro progetto e in questo senso auspichiamo che in autunno possa rientrare anche nelle nostre attività progettuali un ulteriore confronto con i progetti in corso per poter analizzare e confrontare i risultati di queste attività. Ecco. Bene, grazie mille dottoressa Colleselli. Nel frattempo vedo alcune domande del signor Valotto, del signor Tognazzo. Vi chiedo la pazienza
e rispondiamo dopo perché dobbiamo recuperare un po' di tempo. Grazie ancora, dottoressa Colleselli, per aver introdotto il progetto Stimulart. Sicuramente lo teniamo in considerazione nel coordinamento che la Regione da sempre fa, anche per una traduzione dei progetti e delle esperienze in input interessanti anche per la prossima programmazione. Passo ora la parola allo UAV e all'Università di Ca' Foscari, perché mettiamo a fuoco i modelli di collaborazione che si possono sperimentare per stimolare la collaborazione delle imprese culturali e creative con le imprese tradizionali. Avremo quindi una prima coppia di presentazioni all'interno del progetto DIVA da parte delle dottoresse Silvia Cacciatore e Giulia Ciliberto, entrambe assistenti di ricerca dello UAV, e poi avremo invece la presentazione del modello di cooperazione SMART da parte degli assegnisti di ricerca, la dottoressa Silvia Maria Carolo e il dottor Marcello Libranato. Grazie, vi prego di tenere i tempi, abbiamo recuperato qualche minuto, ma siamo sempre un po' in affanno. Grazie mille. Procediamo con la prima presentazione da parte di Silvia Cacciatore. Buonasera a tutti, grazie Roberto. Benissimo, come previsto dall'application form, il modello di cooperazione DIVA mira a rafforzare i processi di innovazione attraverso l'arte e le attività di contaminazione e fertilizzazione incrociata. È quindi la base di un toolkit, di un insieme di strumenti che sarà dedicato alla definizione di una metodologia art creative based per facilitare l'innovazione trasfrontaliera tra le imprese. Durante la ricerca è emersa la necessità di arricchire il riferimento alla sfera artistica con uno più ampio legato all'intero settore creativo e culturale e al design. Al fine di indagare le potenzialità insite nelle collaborazioni tra industrie culturali e creative e piccole e medie imprese, la nostra ricerca si è sviluppata su due livelli. Da una parte le best practice regionali, atte ad indagare il variegato panorama delle industrie culturali e creative presenti nelle regioni coinvolte, quindi Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, dall'altra indagando dei casi studio di collaborazione tra sfere artistiche e industrie tradizionali. Sono state indagate sia le best practice regionali sia dei casi studio di collaborazione tra sfere artistiche e industrie tradizionali. Quindi per quanto riguarda la Regione Veneto si sono intervistati i protagonisti di 4 casi studio relativi al progetto SMART. L'obiettivo è stato quello di capire in che modo sia possibile generare cross innovation attraverso le arti, quindi innescare processi innovativi, asset di tecniche e di conoscenza normalmente non presenti nella catena del valore aziendale. Siamo andati quindi ad indagare, a sollecitare quello che rappresenta il nucleo delle industrie creative e culturali per capire come le arti, intese come arti primarie, quindi musica, letteratura, arti visive e performative, possano creare valore per l'impresa. In questo senso, lo strumento Art Thinking diviene value driver dei processi aziendali. Se si considera infatti un qualsiasi modello delle industrie culturali e creative, da Nesta, Chia, Trosby, come abbiamo visto, si può notare come le arti primarie siano sempre poste al centro. Questo non è un caso, non può esistere un'industria discografica senza musicista, così come non c'è museo senza opera d'arte. È quindi soltanto partendo dal nucleo artistico che si può indagare il modo in cui un contenuto culturale può propagarsi alle altre industrie culturali e creative e quindi tramite questa possa crearsi innovazione. E come hai sentito? I casi studio sono stati messi in diretta relazione con il framework teorico che da più di 20 anni affronta già a livello internazionale questi temi, basati su approcci pratici. È stato quindi considerato il lavoro di Lotte D'Arzo, in cui l'arte diventa apprendimento per l'impresa, e soprattutto il framework proposto da Giovanni Schiuma. Schiuma, dopo aver studiato approcci reali che hanno coinvolto artisti e imprese, ha dimostrato che stimolando tramite l'uso di iniziative fondate sull'arte la base del processo industriale costituita dagli stakeholder da un lato e dall'infrastruttura organizzativa dall'altro,
Le arti sono in grado di creare valore per l'impresa, sia in termini di obiettivi strategici che di performance, a loro volta legati allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e alla generazione di idee innovative nel management aziendale. I vari tipi di interazioni art-based osservati nelle 3 regioni evidenziano degli impatti su diverse aree aziendali. Questo significa che l'adozione di approcci basati sulle arti può innescare processi innovativi, sia dal lato più strettamente legato alla produzione che verso quello maggiormente orientato all'ambiente esterno. Come accennato all'inizio, si è scelto di utilizzare anche un approccio basato sul design, che sarà qui illustrato dalla collega Giulia Ciliberto. Grazie mille e passiamo ora alla dottoressa Giulia Ciliberto. Salve, buongiorno a tutti. Cercherò di essere rapidissima. Allora, appunto, come ho anticipato la mia collega Silvia Cacciatore, stiamo sviluppando un percorso parallelo rispetto a quello appunto messo a punto per quanto riguarda il modello legato all'art thinking, che fa riferimento invece a un paradigma cosiddetto design driven. Questo perché oltre a considerare estremamente importante questa dimensione, come configurazione del nostro Ateneo siamo estremamente orientati a enfatizzare il ruolo della cultura del progetto e ci sembra che appunto all'interno di questo territorio sia un'ulteriore frontiera di indagine che vale la pena di approfondire, poiché anche se può sembrare in un certo senso scontato che l'interazione fra il design e l'impresa abbia spesso luogo, in realtà appunto non è così comune che queste interazioni si mettano a punto in modo effettivo e volto a generare innovazione. Il framework di riferimento è appunto legato al concetto di innovazione design driven e seguendo una struttura, come dicevo, parallela rispetto a quanto fatto per il modello art-based, in questo caso va a introdurre rispetto al modello art-based, appunto influenzato da 2 importanti fattori, ovvero lo spazio e il tempo. In questo caso sono 2 diversi parametri, ovvero la funzionalità e il significato. Ok. Silvia, puoi andare avanti? Ok, allora a livello di letteratura il riferimento più importante è appunto quello al concetto di design driven innovation, sviluppato in particolar modo da Roberto Verganti a partire dai primi anni del nuovo millennio, tuttora in fase di sviluppo e implementazione, che fa riferimento a innovazioni radicali rivolte alla creazione di nuovi mercati attraverso la definizione di nuovi significati. Questo significa che appunto l'approccio design driven non segue strettamente i dettami del mercato, ma va a configurare nuove modalità di presenza sul mercato di prodotti e processi che enfatizzano la creazione di nuovo significato. A partire da questo riferimento abbiamo individuato 4 principali filoni di interazione fra design e impresa che si allontanano gradualmente da una visione orientata al mercato nell'ottica appunto di individuare possibili modalità di interazione soprattutto con la dimensione delle piccole e medie imprese. Prego. Il primo filone è quello relativo al concetto di design thinking, ovvero un approccio alla progettazione che mutua quelle che possono essere considerate le fasi canoniche del progetto, del processo progettuale per la definizione di strategie volte a generare nuove opportunità di mercato.
queste fasi, sì, vado velocissima, allora andiamo avanti. Il secondo approccio individuato. In sintesi, appunto, sono stati individuati questi 4 filoni, di cui appunto il primo è il design thinking, il secondo è il co-design, ovvero un approccio alla progettualità in cui il coinvolgimento di numerose competenze, nonché dell'utente finale, è considerato un parametro centrale nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Il terzo filone individuato è quello che adesso potete vedere nella slide presentata, fa riferimento al concetto di design research, che intende il design come strumento di integrazione tra le diverse aree che compongono l'ecosistema aziendale, portando appunto a dialogare aree aziendali che potrebbero solitamente avere problemi appunto a interagire. E infine un ultimo approccio individuato fa riferimento alla dimensione del design speculativo. Diciamo, dal punto di vista del design è l'approccio che si allontana di più dall'immissione immediata sul mercato di prodotti o servizi, favorendo lo slittamento da un approccio imprenditoriale fondato sulla risoluzione di problemi a uno invece orientato all'apertura di quesiti. E ripasso la parola alla mia collega Silvia Cacciatore per la presentazione del modello di cooperazione nella sua interezza. Grazie a tutti. Grazie Giulia. Le varie modalità con cui il settore artistico-culturale e quello industriale possono entrare in contatto e creare quindi processi virtuosi di conoscenza e cross-innovation sono legate fondamentalmente a 2 dimensioni, lo spazio e il tempo. Queste a loro volta presentano un focus interno ed esterno all'azienda e dipendono dalla durata dell'investimento. Le aree strategiche potenzialmente coinvolte sono quella del marketing, della comunicazione, della produzione, le risorse umane, la ricerca e lo sviluppo. Nel framework individuato, l'asse verticale indica il focus della collaborazione tra sfera creativa culturale e quella industriale, mentre sull'asse orizzontale abbiamo invece la durata dell'investimento oggetto della collaborazione. Questo per quanto riguarda l'investimento a breve termine, di solito riguardano operazioni di finanziamento, l'acquisizione di un manufatto artistico, lo sviluppo di prodotti o servizi. Se invece l'investimento è a lungo termine, l'azienda collabora e partecipa a tutte le fasi, arrivando a interiorizzarne gli aspetti gestionali. Questo framework, che delinea le modalità di collaborazione, può essere declinato a tutte le tipologie di industrie culturali e creative nel loro processo di interazione con le industrie tradizionali. Abbiamo quindi musei aziendali, le collezioni d'impresa, le iniziative di sponsorship, le mostre, gli eventi culturali, gli interventi artistici nelle organizzazioni. Il grado di cross-innovation sarà maggiore quanto maggiore sarà distante la catena del valore delle 2 tipologie di imprese coinvolte. L'approccio basato sulle arti può quindi essere applicato a qualsiasi tipo di collaborazione tra industrie culturali e creative e piccole e medie imprese, innanzitutto incorporando il pensiero artistico nella sfera aziendale tramite l'art thinking, poi tramite l'innovazione di prodotto e di processo, lo sviluppo di asset di conoscenza, il rafforzamento di leadership e team building, stimolando l'apprendimento organizzativo, soprattutto tramite il cosiddetto effetto spillover su individui, comunità, organizzazioni e sfera pubblica. I vantaggi che si possono ottenere da ambo le parti sono molteplici, sono soprattutto legati all'apprendimento organizzativo, alla business performance, alla creazione di valore economico e di innovazione di prodotto. Sono legati inoltre alla creazione di nuove dimensioni estetiche, ad un dialogo con diversi stakeholder, a stimolare creatività ed innovazione nelle imprese. Le interviste realizzate consentono di stilare anche una serie di strumenti per migliorare le collaborazioni. Importante è soprattutto la chiarezza di scopi ed obiettivi. Una cosa che il framework di Schiumo dimostra molto bene è che se il pensiero artistico inventa il punto B, come sostenuto anche da Whitaker, ma su precise necessità aziendali, che non sempre le 2 tipologie di imprese appartenenti a 2 mondi diversi conoscono. Per questa ragione è fondamentale la figura dell'innovation catalyst o mediatore, atta a recepire le rispettive necessità, latenti o meno, e favorire la collaborazione. Questa figura all'interno del progetto DIVA sarà determinante nella strutturazione degli hub e dovrà guidare le collaborazioni avviate tra industrie culturali e creative e piccole e medie imprese.
Il profilo di ruolo sinora emerso, grazie anche all'Università di Nova Gorica, coordinatore del successivo work package, è quello di una figura chiave in grado di muoversi agilmente tra dinamiche creative e obiettivi di business. Grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie. So che questo modello di collaborazione è condiviso anche con i colleghi della regione Friuli Venezia Giulia e con i colleghi sloveni ed è in fase di attuazione. Passiamo ora al modello di cooperazione sviluppato nell'ambito del progetto SMAT. Cedo subito la parola a Silvia Maria Carolo e successivamente a Marcello Libralato. Invito a domande a continuare a farle scrivendole in pubblico. Con la dottoressa Tognon ce le stiamo appuntando e poi vi risponderemo. Grazie. Grazie Roberto. Allora, i tempi. Grazie anche a voi. Ok, grazie Roberto. Allora condivido lo schermo. Dovrebbe vedersi? Sì? Sì, perfetto. Perfetto, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Un secondo che faccio la presentazione. Ok, buon pomeriggio a tutti. Sono Silvia Maria Carolo e sono stata assegnista di ricerca per il progetto SMAT per un anno assieme al collega Marcello Libralato che parlerà successivamente. Assieme a Marcello e con il coordinamento del professor Fabrizio Panozzo abbiamo dato vita al nido creativo, al Creative Nest, all'interno della nostra regione, come prima accennava la dottoressa De Gregorio. Nella mia presentazione mi soffermerò principalmente su quello che è stato lo sviluppo del nido creativo, che abbiamo quindi introdotto e testato nell'ambito di SMAT, proprio come strumento di collaborazione tra quello che è il mondo delle industrie culturali e creative e in particolare il mondo della produzione artistica e il mondo delle imprese tradizionali. Quindi mi soffermerò sul percorso che è stato attivato, sul processo, accennando in particolare all'importanza del ruolo di mediazione e facilitazione che abbiamo ricoperto noi come team di ricerca nel creare quelle che sono state le occasioni, le condizioni, gli spazi e anche l'atmosfera favorevole perché questa collaborazione tra i due mondi potesse avvenire. È stato infatti prima di tutto il nostro un lavoro di cura e tessitura delle relazioni, come vedremo nel corso della presentazione, e a proposito di questo poi Marcello entrerà maggiormente nel dettaglio raccontandovi la figura del mediatore, l'art and business broker, anche sotto un profilo professionale del soggetto. Allora. Eccoci qua. Allora, ci piace raffigurare quello che è stato il nostro percorso con questo imbuto, raccontarlo e raffigurarlo con un imbuto. Si è trattato infatti, il percorso del nido creativo è stato infatti un percorso di coinvolgimento inizialmente ampio, generale, verso artisti e imprese, e che poi è andato restringendosi sempre più verso collaborazioni e interazioni sempre più mirate e strutturate, che sono state poi il cuore vero e proprio della collaborazione e che ha dato vita ai progetti, alle idee progettuali che poi appunto sono in corso di implementazione e realizzazione. E quindi da un engagement generale a un matching, a un abbinamento di artisti e imprese. Chiaramente per fare questo sono entrati
in atto dei meccanismi di selezione ed elezione che sono stati attivati da, con e tra i professionisti stessi coinvolti nel nido, quindi dagli artisti e dalle imprese stesse che nel corso del processo si sono conosciuti, si sono incontrati e hanno iniziato il confronto. Quindi entrando poi nel dettaglio di quello che è stato il percorso SMAT con le sue numerose attività, abbiamo iniziato con una call nel marzo del 2019, una call aperta appunto ad artisti e imprese che fossero curiosi e anche che avessero voglia di sperimentare un processo ibrido come quello da noi proposto. La call ha avuto un ottimo riscontro e abbiamo iniziato l'attività con un primo Work Café, quindi la prima attività di coinvolgimento a cui hanno partecipato oltre 60 tra artisti e imprese venete e artisti nazionali, anche da fuori regione e anche qualche artista internazionale. Qui ho portato qualche fotografia del Work Café, vedete i tavoli di lavoro, c'è stata una sorta di grande brainstorming di gruppo, eravamo ospiti di Arte Laguna Prize in Arsenale e le aziende che hanno partecipato erano per lo più piccole e medie imprese, ma anche grandi imprese, manufatturiere, ma anche cooperative sociali, piccoli laboratori artigiani, imprese di servizi di vario genere e anche gli artisti spaziavano dall'arte visiva al digitale all'arte performativa. Il percorso poi è andato avanti con i Working Lab, laboratori in azienda, study visit, quindi siamo andati con i partecipanti in visita alle aziende parte del Nest. Qui ho delle fotografie, siamo stati da F-Art a Preganziol, da Vempa SPA a Dolo e in una cooperativa sociale di Vicenza, Pane Quotidiano. Vedete nelle due foto in alto a destra e quella in basso a sinistra il momento di Working Lab, quella che abbiamo strutturato come una sorta di piccola fiera dell'arte in business, dove le aziende occupavano delle postazioni fisse e gli artisti ruotavano tra questi tavolini, si sedevano, iniziavano a conoscersi, a capire assieme gli obiettivi, le necessità e a capire se ci fosse insomma una progettualità comune e condivisa da portare avanti. Questi sono altri momenti di formazione e di tavole rotonde che abbiamo organizzato in dipartimento. Alla fine anche il cuore, diciamo, del percorso è stato nell'estate del 2019 e infatti in autunno, settembre e novembre, abbiamo avuto gli ultimi 2 momenti di presentazione pubblica dei 13 abbinamenti artista e impresa che appunto alla fine di tutto il processo si sono consolidati, sono quelli che hanno avuto che si sono insomma, sono riusciti insomma e appunto a settembre e a novembre abbiamo avuto le presentazioni pubbliche dei 13 progetti finalisti e 6 scelti da una giuria esterna che ci ha aiutato sono stati finanziati per l'implementazione e realizzazione del progetto in azienda. Quello che avete visto è stato appunto un percorso di eventi pubblici che hanno avuto anche una certa visibilità mediatica, ma tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro costante di intermediazione che abbiamo appunto portato avanti noi come team di lavoro, team di ricerca. Abbiamo sì organizzato e coordinato gli appuntamenti, stimolato i dibattiti, concretamente realizzato le cose, ma appunto il nostro lavoro è stato anche tanto lavoro che sta dietro le quinte e che però è stato necessario per la concretizzazione delle relazioni e dei progetti
e che è stato ad esempio quello di accompagnare gli artisti in azienda. Abbiamo fatto oltre 25 incontri con loro, telefonate costanti su base settimanale per avere aggiornamenti da loro, anche via mail. Abbiamo aiutato gli artisti e le imprese nel momento delle presentazioni pubbliche, e qui appunto ho messo qualche fotografia degli incontri dell'estate scorsa con gli artisti in 4 diverse aziende. E chiaramente il lavoro di intermediazione continua tuttora, anche appunto durante le residenze artistiche dei 6 progetti finanziati. Ne vedremo uno anche tra poco. Ci sarà Sergio Marchesini del collettivo Diventi Art Lab che racconterà la collaborazione nata con l'azienda Electrolux di Susegana. Io ho concluso e continuo la presentazione, ma ci sarà Marcello a parlare. Grazie. Grazie mille Silvia, grazie anche per il riferimento a quello che avverrà dopo, e lascio la parola a Marcello. Grazie Marcello. Eccoci qua. Buonasera a tutti, non so se mi vedete. No, non lo so. Sì. Sì, perfetto. Se Silvia allora, vuole gentilmente chiudere la sua cam, così io chiudo. sì. Una persona visibile. Grazie. Ok, le due Silvie hanno già in realtà accennato a questo ruolo del quale io vado un po' più in profondità. La Silvia precedente, You l'aveva chiamato Innovation Catalyst. Noi lo chiamiamo con questo nome un po' diverso, insomma, che è Art and Business Broker o Art and Business Intermediary, insomma, un intermediario culturale. Sostanzialmente è una figura professionale decisamente recente, perché comunque gli interventi artistici sono un approccio organizzativo molto recente, insomma, che avrà circa, sarà un ventennio, dalla fine degli anni 90 indicativamente, che esistono, insomma, che hanno cominciato a essere utilizzate come strumento di sviluppo organizzativo aziendale. Okay? È una figura professionale che potrebbe essere interessante per qualcuno delle persone che ascolta, perché è all'intersezione tra appunto i comportamenti organizzativi tipici delle aziende e il mondo artistico, per cui raccoglie le competenze di entrambe, senza necessariamente diciamo far pesare più uno rispetto all'altro. È proprio un punto di intersezione piuttosto nuovo, sicuramente, senza piuttosto, nuovo, ok, che in qualche maniera richiama, se vogliamo, il ruolo curatoriale, è abbastanza simile a questo ruolo. Ed è potenzialmente interessante appunto perché, diciamo, in questo mondo, diciamo, di continuo progresso e veloce progresso, sicuramente una delle caratteristiche principali è quello di saper di continuo contestualizzare, se vogliamo, gli interventi nei quali appunto i determinati progetti si muovono. Diciamo, la parte più ovvia di questo ruolo è quello di costruire un ponte linguistico e culturale, che è la parte un po' più glamour, se vogliamo, cioè la parte più visibile, la parte più evidente, quella di fare da armonizzatore di diversi linguaggi, appunto quello dell'organizzazione, cioè dell'impresa tradizionale, e quella dell'artista. Sono due linguaggi intrinsecamente portatori di interessi diversi, ok? E ci vuole un sistema, ok? Un modello, o comunque un interprete che in qualche maniera mantenga l'unicità dei due linguaggi, ma trovi un esperanto, se vogliamo, una koiné, se voglio fare un po' più sofistico, ok? Per cui un linguaggio comune che permetta ad entrambe le parti di capire esattamente quello che l'altra parte vuole dire. Di conseguenza, diciamo, questo significa supportare la mutua ibridazione. Cosa vuol dire sostanzialmente in pratica? Significa che l'artista, per esempio, entra all'interno dell'organizzazione e, diciamo, normalmente o anche forse necessariamente l'intervento dovrebbe essere un po' abrasivo, se vogliamo. Non so se abrasivo è proprio l'aggettivo giusto, ma insomma dovrebbe essere un po' disgregatore, se vogliamo, dei dogmi, diciamo, di una determinata cultura, ok? Per offrire appunto una diversa prospettiva che potrebbe essere, non necessariamente, perché una delle caratteristiche è che non c'è una certezza, nel senso è un processo decisamente sperimentale e sicuramente molto nuovo. Un'altra cosa, diciamo, che sulla quale Silvia
mia collega si è soffermata prima, ha detto che è una sorta di stillicidio, non so se c'è un'accezione positiva a questo termine, di attività. Appunto, ci sono, se volessi usare così una metafora abbastanza banale, devo dire, vorrei dire che c'è un iceberg, ok? È un iceberg dove a parte quello che si vede, la parte sopra l'acqua è l'attività relazionale, per cui gli incontri, tutta quella parte appunto più di interazione interpersonale. Dall'altra parte invece c'è una parte che sta sotto ed è veramente cospicua, che è una fase di preparazione, che può essere veramente molto variegata, no? Può essere, è molto variegata, dalle presentazioni, dalle attività di tipo burocratico, per esempio la burocrazia, per quanto limitatissima comunque diciamo di un progetto, perché comunque non è così drammatica, però insomma comunque ci sono delle necessità che devono essere considerate, diciamo, che devono essere, alle quali bisogna ottemperare nei tempi debiti. Per cui ecco, un'altra così modalità, un'altra immagine che mi viene sempre in mente, avendo lavorato per molti anni in un'azienda che si apriva il mercato solo via internet, è quella di immaginare, diciamo, questa figura professionale, questo ruolo professionale come il codice sorgente, no? Quando noi andiamo dentro qualsiasi sito, basta andare a vedere tra i vari menu, c'è il codice sorgente. Ci sono tutta una serie di linee di codice, no? Fatte di logica e di processo, che non si vedono, non sono cose che tu vedi, ok? Ma che permettono a un determinato sito di funzionare in una determinata maniera. Qualcuno, non mi ricordo, qualche ricercatore aveva detto che le competenze di questo ruolo sono unobtrusive, non entrano, cioè non è un ruolo che entra, che cerca le luci della ribalta, ok? Lavora appunto come software in background e cerca di supportare il fluido funzionamento di un processo. Supportare la valutazione avviarti verso la conclusione. Sì. Ok, allora supportare la valutazione della scelta reciproca significa semplicemente che bisogna stare attenti a non avere, cioè noi abbiamo comunque un bias, cioè un pregiudizio, ok? Deve essere molto importante partire con la consapevolezza che abbiamo tendenza a giudicare, ok, nel bene e nel male. Questa è una cosa importantissima da ricordare. Monitorare il progresso significa che noi diciamo, dobbiamo mantenere coerenza con gli obiettivi che sono stati concordati fin dall'inizio. Okay? Monitorare il progresso significa saper essere assertivi nel dire se una cosa non funziona, per cui si può entrare e si deve entrare anche con decisione, okay, se necessario. Risolvere possibili conflitti, beh, diciamo, siamo umani, per cui diciamo, questo è un ruolo di mediazione, squisitamente di mediazione. Per cui, Silvia, vai avanti. Per cortesia. Ok, in sostanza, insomma, l'Art and Business Broker l'Art and Business Broker, scusate, parlo troppo veloce, è un facilitatore di processo, ok? È un ruolo professionale che cerca di portare le parti, i partner all'interno di quel progetto, verso il compimento del progetto in maniera positiva, ok? Facilitandole tutti i vari passaggi. E di conseguenza, un'altra cosa, sì, Silvia, vai, vabbè. Non so, a memoria comunque diciamo un'altra cosa, appunto, questo l'aveva già, così, l'aveva già nominato, l'aveva già detto Silvia Cacciatore recentemente, appunto questo ruolo è un ruolo appunto, che è anche definito come un innovation catalyst. Io ho messo sotto anche un'altra definizione, c'è uno dei pochissimi corsi in Europa che, diciamo, che offrono formazione, c'è un'azienda che si chiama Conexiones Improbables in Spagna, e fa dei corsi specifici per questo ruolo e li chiama Process Mediators and Drivers of Innovation, perché da una prospettiva, una seconda prospettiva, cioè quella delle due parti, diciamo, la prospettiva innovativa è la generazione di una terza prospettiva, che è una prospettiva di innovazione organizzativa, di processo, di prodotto, eccetera, eccetera. Ultimo, last but not least, decisamente, e mia particolare ossessione, diciamo, è un ruolo che diciamo, aiuta sicuramente all'empowerment personale organizzativo. Cosa significa? Significa che cerca di trovare quegli interstizi, se vogliamo, aziendali, quei buchi, se vogliamo, che è possibile riempire con possibilità. Empowerment significa, in termini proprio tecnici, è la possibilitazione, cioè il creare possibilità. Questo sicuramente è il ruolo principale, diciamo, è l'effetto principale di questo ruolo. Di tutti questi progetti di cui abbiamo parlato, di 13 progetti che abbiamo appunto accompagnato,
noi ne parliamo, ne presentiamo uno, anzi loro, Sergio ne presenta uno in modo particolare, tra Diventi, collettivo appunto, diciamo nella fattispecie che ha partecipato con... Scusa Marcello, ti blocco Marcello, perché stiamo passando nella sessione successiva o... No, volevo solo presentare il... Allora, un attimo solo, poi ti lascio dire 2 parole. Invito Andrea Galeotta a rispondere alla richiesta di Marta Ridolfi e credo che Cristina Palumbo abbia avuto una risposta direttamente da te quando hai citato l'unico corso di formazione che in Europa per quanto riguarda la qualifica di Art and Business Broker. Scusami Marcello, ti interrompo perché volevo semplicemente dire che ora passiamo alla terza parte di questo incontro, dove metteremo a confronto alcune esperienze realizzate nel corso delle esperienze progettuali. Ricordiamoci che il progetto SMAT è un progetto in suo avanzato completamento, il progetto DIVA è nella fase di analisi, il progetto Indus sì, lo stesso, quindi molti degli esempi arrivano soprattutto dal progetto SMAT. Sono progetti ed esperienze che vedono coinvolte 3 diverse realtà: Data Fountain con Sergio Marchesini, Echidna con Cristina Palumbo e Nel segno del metallo con Simone Bellan e Sara Bertoldo. Lascio di nuovo la parola a Marcello se deve introdurre il primo esempio e poi procediamo con la presentazione di Sergio Marchesini. Anche qui un'attenzione ai tempi perché abbiamo di nuovo sforato. Roberto, era proprio una cosa velocissima, volevo semplicemente dire che tra i 13 progetti che noi abbiamo portato avanti, ok, 6 sono appunto giunti, 6 hanno avuto un finanziamento, una residenza. Di questi 6, tra questi 6, uno dei progetti appunto è questo Data Fountain, portato, diciamo, creato da Diventi in collaborazione con Electrolux. È interessante sicuramente per diciamo la dimensione e il respiro del progetto. Ma dico veramente 2 parole, Electrolux, insomma tutti lo conosciamo, un'azienda multinazionale svedese con una sede a Susegana, nella fattispecie. Lo scopo, la necessità aziendale, cioè l'obiettivo aziendale, è la transizione da una realtà squisitamente analogica a una realtà digitale, ok? Essenzialmente è, come dire, la trasformazione del dato, proprio il flusso di dati, lo sto banalizzando, dopo Sergio lo dice chiaramente meglio, da nemico, se vogliamo, ad amico. Finito, grazie mille. Grazie, lasciamo la parola ora a Sergio Marchesini, artista che appartiene al collettivo Diventi. Sì, mi sentite? Sentiamo bene e vediamo. Perfetto, allora comincio, grazie. Grazie Marcello. Allora, brevemente io faccio parte di questo collettivo che ho fondato insieme a Raffaella Rivi, che è qui che ci ascolta, e grazie appunto a questo processo di avvicinamento e di pitching che abbiamo seguito attraverso il percorso di SMAT, abbiamo costruito un progetto con Electrolux. Electrolux la conoscete tutti, non perdo troppo tempo, c'è già una bella foto qui. E il momento che Electrolux sta attraversando è un momento particolarmente significativo per l'azienda, perché c'è appunto questo passaggio a un nuovo stabilimento ipermoderno basato sul Factory 4.0 con un'automazione elevatissima, con una rilevazione di dati molto spinta, e allo stesso tempo si pone il problema di come gestire la trasformazione per le risorse umane, nel senso che è un'azienda che ha avuto anche delle difficoltà nei rapporti sindacali, che ha avuto un passato non facilissimo, e si trova a dover incoraggiare, diciamo, i propri lavoratori a una transizione che comunque non è semplice, perché significa mettere in gioco le modalità di lavoro, i rapporti di lavoro, il modo di stare dentro la fabbrica, e stiamo parlando anche di persone che oltretutto sono lì, insomma, magari da 30 anni dentro a lavorare. Quindi c'è un'opportunità tecnologica, diciamo così, posta da questo spinto livello di innovazione, e anche
una forte necessità di un percorso condiviso con insomma, la propria manodopera. Ecco. Quindi noi ci siamo chiesti quale poteva essere il ruolo, diciamo, di un artista in una situazione così delicata e anche così però piena di opportunità. Le scelte che abbiamo fatto sono state tutte a fronte di un percorso molto lungo di interlocuzione con diversi stakeholder di questo processo, in particolare, non so, le risorse umane, la direzione di stabilimento, e siamo arrivati un po' a un'idea che faceva leva sulla capacità dell'arte di trasformare un po' gli spazi, no? Da sempre l'arte è stata usata come un modo per qualificare, per dare significato a dei luoghi, le chiese, le grotte, gli spazi pubblici, e per noi era un'idea molto interessante, molto anche innovativa, portare degli elementi artistici non tanto negli uffici, nella sala del direttore generale, come si vedeva una volta nei film di Fantozzi, ma direttamente nei luoghi proprio del lavoro, nel core, diciamo, della produzione, no? Proprio nella fabbrica dove c'è la catena di montaggio. Quindi abbiamo elaborato una serie di idee, sempre in confronto con i nostri, diciamo, attraverso la facilitazione di Marcello e con le persone, i decisori all'interno dell'azienda, per costruire delle aree all'interno del capannone che servissero, che fossero dei punti in cui tutto questo fluire di dati, okay, che spesso viene vissuto anche come una cosa un po', diciamo, quasi un furto in un certo senso oggi, no? C'è questo tema della privacy, dei nostri dati, cosa succede, chi li vede, chi non li vede, renderli visibili come se fossero quello che sono, cioè il prodotto dell'agire delle persone all'interno della fabbrica. No? Il fatto di avere un flusso continuo di dati ci permette di visualizzarli un po' come fosse lo scorrere di un fenomeno naturale, come si sta a guardare l'acqua, si sta a guardare il vento che muove le foglie di un albero, quindi non in maniera, diciamo, quantitativa, direttamente leggibile, ma come un'opera d'arte, come una visualizzazione che dia il senso del proprio agire all'interno della fabbrica, riproponendolo in maniera metabolizzata dallo sguardo artistico. La cosa che abbiamo aggiunto sopra questo, vado molto veloce, ci sarebbero tante cose che vorrei dirvi, ma non c'è il tempo, che abbiamo messo sopra questo è l'idea di arrivare a queste installazioni all'interno della fabbrica attraverso un processo collaborativo, di coprogettazione con le persone che avrebbero poi dovuto vivere insieme a questi artefatti, cioè gli operai stessi. Quindi abbiamo stabilito un percorso, abbiamo pianificato un percorso di avvicinamento, coinvolgimento prima dei capisquadra e poi dei lavoratori, in modo di stabilire delle giornate in cui si sarebbe lavorato insieme per costruire delle piccole oasi all'interno dello stabilimento. Qui vedete qualche esempio, ci sono degli esperimenti che sono stati fatti negli spazi pubblici, no? Spesso nel recupero dei quartieri magari che sono un po' trascurati, eccetera, ci sono dei processi di partecipazione di quartiere per rimetterli a posto. Per noi l'idea era di portare qualcosa di molto bello e però anche di molto vissuto direttamente, cioè che la gente potesse dire è mio, all'interno della fabbrica. Abbiamo contattato un architetto, abbiamo preso dei contatti con diversi, diciamo, diversi possibili fornitori per avere a disposizione tutto quello che serviva per il progetto, e con l'idea di passare delle giornate intere insieme a queste persone per decidere cosa costruire, per poi costruirlo, cioè piantare i chiodi. Abbiamo ottenuto dalla direzione di avere che i dipendenti fossero pagati anche per il tempo che occupavano in questo percorso, e abbiamo pensato di progettare queste installazioni che quindi da un lato sono costruite insieme e dall'altro rispecchiano attraverso dei grafici, vediamo se trovo un esempio bello, quello che succede all'interno dell'azienda, nel senso che i dati di produzione sono quelli che poi vengono rispecchiati dall'installazione. Devo dire che il progetto è stato dal nostro punto di vista un grosso successo, perché
abbiamo trovato delle persone molto aperte e molto disponibili all'interno dell'azienda, ecco, persone che avevano già un'apertura che non è scontata la mia esperienza è che la facilitazione ha reso questo, senza la facilitazione, diciamo, non sarebbe stato possibile un percorso del genere. Qui vedete qualche esempio di DataArt. Sì, ho finito. L'output di questo intervento era diciamo, doveva essere un libretto con una specie di diario di percorso, una specie di mood board da fare con le persone coinvolte e un calendario per poi fare gli interventi stessi. Ecco. Vi ringrazio molto. Grazie mille, veramente interessante, molto stimolante e credo anche che possa in qualche modo aggiungere dei tasselli pratici a quello che abbiamo visto e abbiamo ascoltato fino ad ora. Passiamo ora alla presentazione tramite un video, invito i colleghi di Conform a predisporlo, di Echidna, impresa culturale, dove si viene illustrato il rapporto tra un'impresa culturale e un'impresa tradizionale. Penso che la signora Cristina Palumbo commenterà o introdurrà il video. Grazie. La situazione, io sono convinto che non esiste impresa senza cultura. Ho aderito con gran gioia perché penso che queste situazioni, questi eventi possono creare quel trade union che manca tra la cittadinanza e l'opinione pubblica e l'impresa. Molto spesso non si sa cosa fanno le nostre imprese e quindi è giusto che i cittadini e le persone che vivono nel tessuto, nel territorio dove l'azienda lavora, conoscano chi sta in questo territorio. Io sono una danzatrice di danza contemporanea, quindi tra le mie discipline c'è la contact improvisation, e ho voluto provare a mettere a confronto questi due contatti. Quindi sull'onda di questa parola, di questo gancio, di questa possibilità che mi è stata offerta, ho provato a stabilire un contatto reale, artistico, con i dipendenti della Koiné. L'impatto è stato un impatto, nel senso che appunto all'interno dell'orario di lavoro io appunto ho portato la danza contemporanea dentro questa sala, conquistando la presenza di Nicoletta, che poi ha portato con me in scena questo piccolo estratto. Ho avuto la fortuna di scoprire che invece la personalità artistica si nasconde dappertutto. Spesso un leader è anche un artista, e in questo caso Simone Cason ho visto che è l'imprenditore, che è il capo, anche se non si dice tanto capo, e lui si capiva subito che ha una storia da raccontare. Io sono abbastanza affascinata per il fatto di venire in un luogo di lavoro vero, perché sai che io e te non facciamo proprio un lavoro vero. Non considerato tale. Non è considerato tale. E il fatto che veniamo qua e veniamo nobilitate in un certo senso, perché se l'imprenditore, se quello che ha fatto l'impresa dice che anche noi lo siamo, ha un valore, no? Non trovi? A me piace che ci sia anche questo contatto. In fondo io e te siamo o no delle imprenditrici? Assolutamente. Noi dentro questa Koiné abbiamo fatto una vera e propria impresa. Bene, allora per non perdere tempo, perché non c'è nessuna azione artistica in questo video, volutamente? Volutamente abbiamo voluto portare l'esperienza diretta del pubblico, che in quel caso era dentro all'azienda al termine della performance creata con una dipendente di un contact center, e poi appunto la testimonianza sia dell'imprenditore che delle due artiste coinvolte. Nel nostro caso noi dal 2002 a oggi teniamo in piedi questo progetto in progress che abbiamo chiamato Il lavoro fa cultura, all'interno di una sezione di un progetto più ampio, di una rete culturale di comuni dell'area del Veneziano, che è sostenuta anche dalla Regione del Veneto, oltre che dai comuni stessi, che si chiama Paesaggio con Uomini. Cosa voglio dire che è un progetto in progress? Che è un progetto che, non essendo stato ancora infrastrutturato con fondi pubblici europei,
noi portiamo avanti nella strettissima collaborazione nel microinvestimento da parte degli enti locali. Che cos'è il progetto? Il progetto in realtà viene da una formazione culturale novecentesca, perché devo dirlo, perché dopo tanta ricerca meravigliosa che avete presentato, io devo dire che la nostra provenienza culturale come progettisti è sicuramente novecentesca e viene dalla produzione artistica in quella funzione di produttore che qualcuno può in qualche modo rinviare a Paolo Grassi e al Piccolo Teatro di Milano. Cosa voglio dire? Il progettista culturale in quel caso era sia capocomico della produzione artistica, sia produttore, sia progettatore del programma, del progetto culturale a valore pubblico. Noi ci inseriamo nel valore territoriale, nella funzione a valore territoriale che la Regione del Veneto ha espresso molto bene prima con la dottoressa De Gregorio, e ci prendiamo così l'onere di assumere una responsabilità culturale pubblica. Cosa vuol dire questo? Nel creare la piazza pubblica e reale che avviene ogni volta in un'azienda diversa, ci prendiamo la responsabilità di costruire l'incontro tra le reciproche fiducie, cioè l'impresa e il progettista culturale, e il comune, l'ente locale di riferimento, e di sviluppare insieme autorevolezza nel compiere un processo culturale. Cosa voglio dire? 50 tra imprese, tra industrie, fabbriche, aziende agricole, esercizi commerciali, aziende di servizi hanno partecipato in questi anni a questo percorso, inventando con noi ogni volta, a partire dal DNA anche familiare, anche storico, anche originario dell'impresa stessa, e poi contemporaneo anche nelle filiere di prodotto, anche nella considerazione dei welfare, anche nella considerazione dei valori di spazio-tempo, per riprendere alcuni aspetti, hanno partecipato, dicevo, a questo progetto Il Lavoro fa Cultura, sostenuto anche dalla Regione Veneta. Qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che le performing arts nei luoghi attivi della produzione possono diventare delle piazze culturali attive che coinvolgano la comunità e che permettano poi all'azione, all'impresa, di non essere più separata, di non vivere sempre esclusivamente la separazione tra il luogo del lavoro e la società, tra il lavoro e la socialità, che noi nella gestione delle nostre aree urbane o non urbane abbiamo sostanzialmente separato, zonizzato, come si dice, e crediamo fortemente nel rapporto già affrontato in molti progetti, generatore di relazioni e contaminazioni tra arte e impresa. Ma la differenza è che, così come l'arte cerca la vita e ha l'urgenza di creare la vita, si mette a disposizione anche nell'interpretazione della realtà, anche nell'accelerazione dell'innovazione, ma deve entrare nei luoghi del lavoro. In questo caso l'arte si declina anche nei luoghi del lavoro per quello che già è, cioè momento di condivisione sociale e culturale, crescita reciproca, spazio di comunicazione e relazione. Questa è, direi, la peculiarità di questo progetto rispetto a questi meravigliosi che avete presentato. Tante fabbriche, ristoranti, trattorie, aziende sono stati protagonisti di questo progetto, che appunto porta l'arte negli spazi attivi della produzione del lavoro, delle filiere del lavoro diverso da quello artistico, laddove gli ambienti non sono solo un palcoscenico inedito per spettacoli o per artisti, ma sono soprattutto ispiratori di poetiche nuove, in un incrocio che produce anche delle affinità elettive. Cosa vogliamo dire su questo? Vogliamo dire che la contaminazione o la reazione chimica tra i linguaggi e i saperi artistici e la cultura dell'impresa, la cultura del lavoro nelle imprese, possono diventare momento
non solo di condivisione sociale, ma di vita stessa di una comunità. E quindi l'aver portato, credo, non abbiamo contati, ma sicuramente 7-8 mila persone, quelli che si chiamerebbero spettatori in un teatro o in un luogo di spettacolo, a vivere un'esperienza di conoscenza della storia dell'azienda, delle filiere di produzione, della filosofia aziendale, della visione futura dell'azienda, delle crisi aziendali molto spesso, e poi a condividere con l'azienda stessa un momento di incontro artistico, noi crediamo possa avere un valore territoriale molto forte, ma anche un valore culturale molto forte. In questo senso finisco nel dire... Verso la conclusione, grazie. Sì, ho finito. Infatti in questo senso volevo dire, rispetto al fascino che ha avuto su di me questa nuova figura professionale del, chiamiamolo, del mediatore, nella figura professionale che ho descritto prima del Paolo Grassi novecentesco, in realtà queste competenze sono tutte presenti, e io vorrei sottolineare che esistono nel Veneto generazioni di progettisti culturali delle performing arts che potrebbero portare competenze ed esperienze anche come figure di mediazioni o di connettività, e ben oltre, ci tengo a specificarlo, la produzione di azioni di storytelling o di narrazioni aziendali, e quindi anche nella ricerca condivisa di nuove prospettive creative. Grazie mille a tutti. Grazie ancora, grazie dottoressa Palumbo, ringrazio anche per il video. Io vi ringrazio tutti i vostri materiali saranno messi a disposizione, verranno inviati a tutti i partecipanti, ovviamente previa vostra autorizzazione, insieme anche con i riferimenti social per seguire i progetti che sono stati citati oggi. Aggiungo che alle domande fatte possiamo dare alcune velocissime risposte. Prego i relatori precedenti gentilmente di chiudere i loro video. Rispondo velocemente al discorso mappatura sollevato dalla dottoressa, da Francesco Balotto. Non esiste una mappatura unica, ci sono mappature da diversi punti di vista, e l'importante è riuscire a fare sintesi, che è quello che stiamo facendo con esperienze come quella di oggi. Non è uno spreco di soldi, ma è un'analisi da diversi punti di vista, perché diverse sono le prospettive di analisi quantitativa e qualitativa. Rispondo anche alla domanda di Filippo Tognazzo, rivolta al professor Panozzo, tematica complessa, quella del riconoscimento e anche del sostegno alle associazioni culturali. Su questo eventualmente ritorneremo, oppure la invito a parlare direttamente con il professor Panozzo, che eventualmente può fornire la sua email proprio nella chat che abbiamo qui a fianco. Chiara Marangoni ci chiede notizie per poter entrare nella... non esiste un albo fornitori, ovviamente esiste un bando aperto a cui tutti sono invitati se posseggono i requisiti richiesti, e possono entrare ed diventare e proporre prodotti e servizi. E nell'ambito della prossima programmazione, che non è ancora ovviamente partita perché parliamo del 2021-27, probabilmente parecchie azioni della Regione Veneto saranno ancora a valere sulle industrie culturali e creative. Ricordo comunque che è tuttora aperto un bando a valere sul PORFES 332 dedicato all'arte, alla produzione cinematografica e audio, che ha scadenza estesa al 30 giugno. Altre considerazioni: vi ricordo che questi sono progetti tutti in fase di avanzata realizzazione, con diverse partnership. Abbiamo partenariati internazionali in tutti i 4 progetti citati, quindi oltre che esperienza veneta
ci sarebbe anche da dire qualcosa sull'esperienza internazionale. Quello che possiamo dire è che la Regione Veneto si pone sempre come una possibilità offerta ad altre aree geografiche per acquisire esperienze e per acquisire modalità di realizzazione e di utilizzo dei fondi europei che qui si stanno già sperimentando da anni. Lo sperimentiamo anche con i nostri amici dell'Europa centrale, dove magari il concetto di industria culturale e creativa non è ancora declinato nelle modalità della Regione Veneto. Non vogliamo proporci come i primi della classe, però vantare giustamente alcuni traguardi che abbiamo raggiunto. Chiudo qui, ringrazio tutti. La dottoressa Maria Teresa De Gregorio ci ha dovuti lasciare in anticipo perché è occupata da altri impegni. E ringrazio però tutti quanti, ringrazio i relatori e ci restiamo collegati, vi manderemo i materiali attraverso l'iscrizione che avete fatto. Altre domande, siamo qui pronti e se avete modo di inoltrarcele vedremo di rispondervi. Grazie ancora a tutti, vi auguro una buona serata e a presto. Grazie mille.